Il governatore Luca Zaia saluta col sorriso la decisione del PD Veneto di sostenere il sì nel referendum per l'autonomia della regione. Hanno capito e interpreta che non si tratta di una battaglia di partito, ma di una battaglia di popolo. Questo non è il referendum dei partiti, della Lega, del Partito Democratico, dei 5 Stelle, di Forza Italia o di tutti quelli che vi vengono in mente, ma è il partito dei Veneti, delle Venete, dei nuovi Veneti, di coloro che hanno deciso di vivere qui. Per cui i partiti noi li rispettiamo, è bene averli a fianco, ma sicuramente non davanti a questo popolo che il 22 ottobre andrà a votare per l'autonomia del Veneto. Quanto al ricorso al TAR contro la consultazione, presentato da alcuni esponenti dello stesso Partito Democratico, Zaia fa spallucce. In Italia si è abituati a ricorrere contro la bocciatura del figlio a scuola, sorride, figuriamoci se qualcuno non lo avrebbe fatto contro l'autonomia. Noi siamo sempre rispettosi dei ricorsi, di tutte le attività che i cittadini fanno e risponderemo punto su punto alle contestazioni che vengono fatte in modo tale che il TAR possa esprimersi ovviamente in base anche alle nostre controdeduzioni. Riguardo alla trattativa sull'autonomia aperta tra governo ed Emilia-Romagna, il governatore assicura di fare il tifo perché l'Emilia porti a casa il più possibile. Qualunque risultato otterranno, assicura, sarà la base minima da cui partiremo per le nostre richieste. Se però pensano di dimostrare in questo modo l'inutilità del referendum, non ci riusciranno. Non riusciranno a dimostrarla, visto e considerato che se dicono che è inutile, dicono che la Corte Costituzionale è inutile. Noi facciamo un referendum perché la Corte Costituzionale ha fatto una sentenza a nostro favore, dicendo che è giusto fare referendum. Del resto sono passati 16 anni, non c'è una regione che è riuscita a contrattare neanche una delle 22 competenze che si possono avere.